Abbiamo visto un altro amico che viene dalla Sardegna e che quindi in qualche modo andiamo a trovare perché non ce lo possiamo far scappare. Buongiorno, permesso. Allora, Sant'Adi. Allora, è un amico che abbiamo conosciuto ieri in mezzo a una bufera di neve, si potrebbe quasi dire, e oggi lo ritroviamo qui con i vini che arrivano dalla Sardegna, ma adesso tu ci dirai di più. Sì, sono vini che vengono dalla Sardegna, per l'esattezza la zona sud-occidentale della Sardegna, dove regna il vitigno Carignano, che è il vitigno principe del territorio. Noi però a questo Carignano aggiungiamo anche altre varietà, come anche il rosso Canonau di Sardegna. Canonau è qualcosa di unico, no? Sì, diciamo che è il vino rosso sardo per antonomasia. Però non trascuriamo neanche i vini bianchi e abbiamo quello che è il Vermentino di Sardegna e presentiamo in questa edizione il Calla Silente, che è certamente una discreta espressione del Vermentino. Chiaramente la etichetta bandiera rimane il Terrebrune, che è il Carignano Superiore, il vino che nasce nel 1984 come prima nata con le mani sapienti del grande enologo Giacomo Tachis, che venne in Sardegna per darci la consulenza, per aiutarci prendendoci per mano, e il successo di questa cantina e dei suoi vini certamente legato è un grande debito di riconoscenza nei confronti di Giacomo Tachis. Bene, ricordiamo ai nostri spettatori il tuo nome e la cantina. La cantina è la cantina di Sant'Adi, che ha sede nel Sulcis, ripeto, zona sud-ovest della Sardegna. E tu sei? Io sono Raffaele Cani e curo la commercializzazione e l'atto aspetto amministrativo. Benissimo, buona continuazione, alla prossima, ciao.